E poi altre canzoni. Un'altra che mi è rimasta impressa, ma sentivo solo l'inizio, perché lì poi non si facevano tutte le canzoni, si facevano dei pezzettini. Una bellissima faceva così. Ande che le sulla Ioanna, quella stata perché mi ha giocato e la sa perché picca giocando curra di cambiare non tu mi sto parlando non mi sto cantare può parlare su Cristo fino bene ya ero bendita veni vestita per parlare con te e la sa perché picca giocando curra di cambiare non tu mi sto parlando non mi sto cantare può parlare su te perché picca giocando curra di cambiare tu mi stai parlando non mi sto cantare può parlare su Cristo e poi mi sto cantare può parlare su Cristo e poi mi sto cantare può parlare su Cristo. Una leggenda! Una leggenda! Chi l'ha scritta? Bello incontrare questi ragazzi, bello, bello. Io ricordo qualcosa del nonno di questo ragazzo. Ridano già sulla fiducia. No, tuo padre è anche tuo nonno, di Oristano, Cammetta. Bello. C'era tuo babbo che era sempre in motocicletta, assieme a Lucio Dore. Lucio Dore era un maestro della motocicletta. Si sedeva tuo padre e diceva ma ricaga in desezio, perché non aveva lo stile del motociclista. Poi c'era tuo zio, sempre grande chiacchierone. Adesso poverino, che è successo? Cosa gli è successo? Io Salvatore una vecchiaia. Quando lo vedo gli dico ma non che stiamo a Pruso Lui è stato un grande amico di mio padre, perché noi, il Cametta, come Benito, sono di Oristano. Io ho una parte che è di Villanova, Monteleone, e una parte che è di Oristano, ma ho vissuto tutta la vita a Sassari, per cui quando ho fatto il racconto dell'Anellino agli inizi, è proprio stato il primo impatto che ho avuto con la musica, è stata proprio la visione dei Barrittas in quella cantina che vi ho descritto. Una cosa bella è che io a Sassari ci andavo perché eravamo invitati, avevamo degli amici, e si andava in un locale che era un locale che si chiamava Rosexy, il Sexy. C'erano i club che in concorrenza con un altro club, Lugarosello, parola sassarese, Rosexy e Lugarosello. E il Sexy di chi era? Della mamma di questo ragazzo. L'abbiamo scoperto oggi, però questa cosa è bellissima. Poi Giovanna, tua mamma, io me la ricordo. Poi l'ho avuto io. Eh? Lo abbiamo avuto anche noi, ma erano già gli anni 70, poi
dopo il 75-76 hanno aperto le discoteche. Noi abbiamo lasciato i muri tutti imbrattati. C'era scritto L'Anellino, che è L'anellino. una loro canzone di successo degli anni 60. Un anellino, yeah yeah yeah, su questo tavolino, yeah yeah yeah. Un anellino, tra tanti cerchi uguali, lasciati dai bicchieri di gin. Sai che bello? Venire a Bitti, mi ricordo quei barritos, e incontrare un signore, non un sardo, che dice: scusate, per andare a Bitti dove si passa? E dico: venite a persone, stiamo andando a Bitti. Senta, ci volevo chiedere una cosa, ma com'è che c'è tutti i cartelli bucati? Gli ho detto: sono le scritte per i non vedenti. Questo ricordatelo, dovete raccontarlo a tutti quelli che ve lo chiedono. Vediamo che cosa ha fatto. Adesso dobbiamo fare una canzone, avvicinatevi qua. Dammi l'accordo, qual era quella? Un Si maggiore. Vi ricordate quella frase? Sì. Dammi l'accordo. Bitti beauty beste babarate birimanete quiero querer crepete. Facciamola bene. Bitti beauty beste babarate birimanete quiero querer crepete, dedicato a Bitti. Chi no quiere crepete. Vai. Cosa raccontargli a questa gente di mio? Questa è il fiore da cui. Però siccome siete persone, io ricordo Bitti quando aveva 8.000 abitanti, venivo col circo, avevo 18 anni, era bello. A quei tempi in ogni paese che arrivavi c'era lo scemo del paese, in tutti i paesi. A Bitti non c'era, erano tutti scemi. Scherzo naturalmente. Ed era vero questo. Oggi lo scemo del paese non c'è più, perché? Perché si è messo in politica. È vero questo. Cosa dire di quei tempi? Ero col circo, cosa potevo fare io al circo secondo voi? Cercavo di cantare, stavo iniziando, non ero un gran cantante, avevo 18 anni, però facevo le imitazioni, imitavo Rushel. Arrivederci Roma, goodbye au revoir. E voi immaginatevi nei paesi come Bitti, come Orune, Pattara, paesi piccoli, Ergoli, facevi l'imitazione di Rushel e sentivi una voce che diceva: a te canno già cacare. Poi facevi Totò: è permesso, e io vago, e tu è cacasa. Perché non c'era la televisione, non c'era il cinema, arrivavi in questi posti, non c'era il cinema. In città funzionava, Cagliari, Oristano, ma tutte le città non possono essere grandi. E quindi un piccolo paese aveva queste carenze. Però io avevo l'asso nella manica, facevo le imitazioni degli animali, imitavo l'anatra che chiamava il maschio. Qua. Lui si avvicinava, qua, no, poi qua, sì, e consumava. Poi imitavo il rospo è un animale che quando vede la femmina si emoziona e rimanda tutto all'indomani. Grasa. Imitavo l'asino. Una volta in un paese in Campitano di Oristano, Ardauli, c'era un campo dove c'era il circo ed era pieno di asini.
faccio l'imitazione dell'asino, un coro di asino di 50 asini che risponde. Lo spettacolo non è potuto più andare avanti perché gli asini continuavano a cantare. Si riusciva a placare per un attimo di silenzio e si sentiva lontano. E io dicevo, posso volere rotto da soletto? E poi imitavo il coniglio quando ha il suo rapporto sessuale. È bellissimo, fa così. Ripeto, sono 50 fotogrammi al secondo. La lettera invece è così. Non rimane mai incinta, va dal coniglio. Il porcospino quando fa l'amore si sente perché lei ha una pechina d'India. La farfalla quando vede il maschio gli dice se vuoi farfallo. Questa non l'avete capito. Vieni qua a fare il cane, vieni qua, vieni su, vieni. Guarda qui, come si chiama il bambino? Non si è capito niente, inventi parlare. Ho chiesto a te e agli altri, non a te. Come ti chiami? Elia. Oh, Elia, e te non passa. Quanto sanno stennesse? 9. Ah, capisce l'italiano e il sardo anche. Allora, l'imitazione del cane la faccio prima io, vediamo chi la fa meglio. Questo cane trovi a pulper. Adesso ti presento una barzelletta per bambini. C'era una volta un gatto che ha visto una gatta e gli ha detto miau, che vuol dire ciao in gattesco. Un gatto che fa miau, l'altro gatto vuol dire ciao miau, e l'altra miau. Ci vediamo domani. A che ora? Alle 7. Va bene. La gatta l'indomani alle 7 era lì. Il gatto alle 9 non era ancora arrivato. La gatta incavolata. Quando è arrivato gli ha detto miau. Dove eri fino adesso? Tra amici. Non ho capito. Tra amici. Capito? Miau. Non l'hai capito? Allora gliela spieghiamo al bambino, dai. Anziché dire tra amici, ha detto tra amici. Ah, spiegato di ragazza. Ciao Elia, grazie. Poi facevo l'imitazione dell'usignolo. L'usignolo è così. Quando vede la usignola fa lei lo guarda e fa e con questo riuscivo a fargli ridere. Grazie. Grande. Grazie. Benito, ma posso chiederti una cosa? Vai. Anche Gigi, Gino lo vogliono sapere, ma tu, da ragazzo, chi erano i tuoi preferiti? Cioè, che musica ascoltavi? Allora, inizialmente ascoltavo Benny King, James Brown, Ray Charles. Senti la pronuncia, Che pronuncia? Ray Charles. Poi invece sono arrivati i Beatles. I Beatles, quando sono arrivati io ero già in un'età un po' avanzata, però mi ci sono mischiato e la passione mi ha proprio coinvolto. Anche molto bene. Sì, è vero. È vero, sì. E ho scoperto una cosa da poco dei Beatles, bellissima. Avevano un batterista molto bravo. Come si chiamava, che tu ti ricordi? Ringo Starr. Quello. Cosa succede? Era molto bello. Tutte le donne. Ah, quello prima? Pete Best. Quello prima, sì, Esatto, sì, quell'altro. Era molto bello e non andava bene per i Beatles perché loro erano
davanti a questa bellezza. Erano bruttini e hanno preso un batterista più brutto e sono diventati tutti e quattro belli. Era piacevole vedere questa e l'ho sentito raccontare proprio da quel batterista che era stato eliminato da Epstein, l'impresario, per portare in equilibrio il gruppo, e da quel momento si misero a scrivere canzoni. Scrivevano una canzone ogni 20 minuti. Allora lo stile. Grazie dell'attenzione, ciao ragazzi. Benito! Siete stanchi? Andiamo avanti ancora un po'. Sentiamo. La prossima canzone che vi facciamo ascoltare, accompagnate ancora Benito con il vostro applauso. Grazie Benito. Grazie Davide. La prossima canzone che vi facciamo sentire è un fuori programma, l'abbiamo deciso questo pomeriggio perché noi in qualche modo cerchiamo di essere sempre in promozione. Quest'anno noi abbiamo un nuovo singolo, una nuova canzone che l'abbiamo portata presso tutta l'estate, abbiamo dato il nome, il titolo della canzone alla nostra tournée con messaggi eccetera eccetera. Abbiamo appena realizzato un video, il nostro video per Natale, assieme a tutto il nostro fan club abbiamo deciso di realizzare questo video straordinario che meritava, poiché la canzone è meravigliosa, si chiama Amagios. Le nuvole sono incantesimi sopra di noi. Quando mi dai il tuo buongiorno e non sai come sto, se sarà un giorno di festa o cos'altro sarà. Se c'è grazia in me, quanta pena c'è. Quando il buongiorno mi dai, Pensamientos que guían emociones en su sueño meu. Tú me conoces que tú quieres un antero me. No pa' gloria
di noi.